E waiu! Ciao, benvenuti o bentornati sul canale Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video e come avete visto dal titolo e dalla miniatura, oggi un altro video di cibo. Ho visto che vi piace, ho visto che mi piace proprio in prima persona perché godo quando mangio, ma soprattutto ragazzi oggi godrò ancora di più perché sarà una ruota a decidere cosa mangerò. Godo perché gli ingredienti scritti sulla ruota saranno degli ingredienti comunque succulenti, calienti, focosi, calorosi che adesso vi farò vedere. Ovviamente non sarò solo, anche perché penso avete... no, diciamo non si capisce. non si capisce Perché è un muro bianco, come se fossimo in prigione. Ok, quindi comunque non sarò solo, adesso vi farò vedere con chi sono, ma soprattutto vi faccio vedere che qui c'è la nostra amata ruota e quindi forse avete capito da chi sono e con chi sono. Ancora no. Sì, allora ragazzi, io partirei da un primo ingrediente che è hamburger, non so come si scrive. Già ti ho messo l'H. Quindi diciamo signori, avete capito con chi sono? No. Allora, eccola qua. Allora ragazzi, hamburger. Allora ragazzi, ci organizziamo in questo modo. Visto che sono 14 spicchi, quindi metterò 2 volte ogni ingrediente. Poi inserirò un bonus e un malus. Quindi rispettivamente nel primo caso andrò a decidere io il mio ingrediente preferito e il malus lo deciderà Andrea. Sì. E quindi ho spoilerato con chi sono. Ma non il nome d'arte però. Perfetto signori. Hamburger. No, che non sto registrando. No, in che senso? Gag. Oh, però posso dire una cosa brutta da devi mettere, quella che andrò a scegliere. Fai pesce, vai. Pesce. Però dipende. Il mio. Il tuo? Sì. Perfetto signori, non è un malus, è un bonus. Allora, lo mettiamo qua. Pesce. Fai per il disegno del pesce. Pesce e lo mettiamo pure lo stesso colore di qua. Poi bonus malus. sì, vai. mettiamo giallo bonus. Pure di là. E malus lo mettiamo qua, dai. Sì. Malus. Allora, come altro ingrediente io mi andrei a prendere il kebab, che è un'altra cosa che non ho mai assaggiato su questo canale. Chiaramente nella vita sì, però su questo canale non c'è ancora stato. E quindi lo mettiamo sull'arancione. Kebab. Niente a papà. Facciamo gag, ingressi, improvvisi, kebab, ok? Quindi mancano altri 2 spicchi. Allora, io mi prenderei il mio ingrediente preferito, che ormai tutti quanti penso sanno, le alette di pollo. Sì. Proprio subito. E lo metto sull'azzurro, non a caso, diciamo il mio colore della vita. Oh, però la cosa più importante non è messa, Pizza! La pizza, giusto, è l'ultima. Sì. Infatti resta l'ultimo spicchio da andare a completare, ossia la pizza. Perfetto. Allora, guardandola così questa ruota, comunque qualsiasi cosa mi esce, al di là del pesce, penso che vado bene in qualsiasi caso. Ci posizioniamo, giriamo la ruota e vediamo per questo pranzo cosa mi obbliga a mangiare la ruota. Ed ecco qui il mio accompagnatore ufficiale in questa challenge, anche se comunque non prenderai proprio parte attiva. In base a quello che esce poi sceglierò. Ah, perché mangerai pure tu un'altra pietanza. Sì. Perfetto. Allora ragazzi, questa è la ruota. Avete visto quello che c'è scritto? Ma in realtà la faccio girare a te. Diciamo la ruota girata da Fuse Gamer decide cosa mangio oggi a pranzo. Speriamo. Voglio. È la prima mia ruota su questo canale. Andiamo! Vado Gioa. Sono molto preoccupato per te. Sei scemato. Diciamo che sei abituato alle ruote, io no. Signori, Mai visto una ruota da così vicino? attenzione! Bonus, ammazza. E quindi devo decidere E io. devi decidere tu. Ma per culo, vai, non ci credere. Capito pure un pirulino, logo. Aspetta di lungo. Frate, ma ammazza, a me non escono mai queste cose buone. Guarda, io bonus lo sai già cosa scelgo. Cioè, pizza. No. Ah, la letta, va. Le alette di pollo, ma tutta la vita. Ma me la boffo tu. Cioè, no, in realtà no. Perché facciamo una sfida nella sfida. Cioè, mangio le alette di pollo, ma sarà la stessa ruota a decidere la quantità di alette di pollo che vado a mangiare. Ok. Cioè, nel senso, su 14 spicchi, su ogni spicchio scrivo una quantità diversa di alette di pollo. Tipo ordino 50 alette di pollo. Ok, tu, no io. Solo io. E la ruota deciderà io quante ne dovrò mangiare ogni volta. Quindi ci potranno anche essere dei giri a vuoto. Vai, ci sta. Quindi ci pozziamo pure un culo. Sì. Perfetto. Andre. Arrivato, finalmente. Chi è? Glovo? Sì, me lo puoi lasciare in ascensore? Sì. E quindi si mangia. Eccomi! Oh Andre, qua sto godendo già alla sola vista diciamo di questa Old Wild West. Andre, quindi Io vedrete cosa mangerò, sarà una sorpresa. perfetto. Salsa Old Wild West che mi ricorda molto la bucciacca. La gioia del bicchiere, però comunque un cazzo. Allora, c'è una cosa, ogni volta ti prenderò io la letto, quindi. Ok, sì, va bene. Come aiutante diciamo di Babbo Natale. Quando lo so. Assai Andre. Ma pochi odore. Dovrebbero inventare la funzione che sentono pure l'odore dentro al video.
Diciamo... Eccola qui, una bella porzione per te, che dopo ci vai a vedere cosa c'è. Ecco a lei. Ecco il nostro piatto, speriamo che comunque sia un piatto ricco oggi, perché ragazzi, come avete visto, abbiamo ripulito la ruota e scritto le porzioni, quindi la quantità di alette di pollo che in 5 giri potrò mangiare, perché appunto ho deciso che ci saranno 5 giri di ruota. Come vedete si parte da 0, c'è pure 0, c'è 10, quindi 10 alla volta, per 5 giri vi fate il conto, sono 50. No, aspetta, ma come fai a mangiare 50? Io le amo le alette di pollo. 50? Sì, da solo. Boh. 3 alette per volta, una aletta, poi c'è il bonus. Ok. Quindi in questo caso decido io come prima quello che mangiare, malus decidi tu e poi 2 alette alla volta. Ok. No, questo è tuo. Le mie ancora le devo vedere, diciamo. No, stanno qua. Io te le Sento do solo odore. Te le do ogni volta. Ok, io ci sono, ho una fame esagerata. Chi gira? Giri tu, dai, giri tu. Il primo comunque devi mangiare tu. Prima volta che giro una ruota. Veramente? Sì. Ok. Signori. Malus. Pollo. Godo! Godo! E allora dovrei soffrire per un pochettino, caro mio. Andrò a mangiare. No, Andrea. Ma devi aspettare, Come però. devo aspettare te? È 0. No, non devo finire, però. Incredibile, il primo giro, già 0. Ah, boh. Vediamo Andrea cosa mangia, soprattutto se riesce ad aprire Andrea. Facciamo carne, ragazzi. Facciamo una bella tagliata. Sì, ho voluto comunque mantenermi in linea con quello che è la mia quotidianità. Porca troia. L'alimentazione corretta per una YouTuber League che stenta ad arrivare. Che cos'è questo? La salsa cucchiacca. Mamma mi fate questa salsa e poi odorala. Tu non l'hai mai assaggiata questa salsa? No, questa qua forse no. Però. Cacchio dici, frate, la salsa sa proprio di cucchiacca, vero? Come sei cucciato? Sì, assaggio. No, dopo magari con una leva. Spero che almeno in un giro. Il primo giro già è uscito 0. Comunque Andrea, aspetta, voglio farlo vedere meglio. Vediamo che c'ha una bella faccia. Non so se si vede. O che lo farò cadere per terra. Comunque sono patate al forno e carne. Sì. Che carne è? Boh, ma ricordo. Adoro malamente, vabbè, mangia sta carne. Ah, signori, bella calda, guarda qua, Giova. Metto un pochettino di salsa, me la posso permettere. Fa pure la SMR, fa pure rumore. No, Andrea. Oh, dinati 4 giri, di. E dai di 4 giri, con la fortuna che mi ritrovo, cioè mi fanno altri 4 giri a 0. Ma poi Rimangono là dentro la rete. se ti esce ogni volta a 0. E gliele do a mister dopo, che magista. Mamma mia, sta salsa, mamma mia. Diciamo che stai Buono, aspetta, mando una foto. A chi, Andrea? Mandi una foto? Sì. Diciamo, quotidianamente mandi questa foto. No, Vediamo. sì. Faccio l'ultimo morso di patata, poi un altro di carne. E poi finalmente posso fare un altro giro. No, il secondo giro lo fai tu. Lo faccio io. Sì, il primo l'ho fatto io. Esce malus, mamma mia, non ti faccio mangiare. No, Andrea, almeno uno. Metti almeno uno. Ma tengo l'acquolina in bocca. Mamma mia, è buona sta canna. Io vedi la fissa. 1, 2, 3. Allora, speriamo, Secondo giro! Non 10, tutto ma non 10. 1 va bene, A 10 godrei troppo. Malus! Oh! 1! Va bene. Dammene uno. Almeno me ne mangio uno. Chiamaro una letta di pollo. Signori! Ah, me la prendi stesso tu? Sì. Ma mi avete una più piccerello. Eccola qui, ragazzi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace di più la letta di pollo o la McNuggets. Comunque la assaggio con questa. Ma aspetta, ma la posso mangiare io? Sono intollerante al lattosio. Ah, la salsa? Che ci sta dentro? Andri, fammi leggere a mezzi raccomandabili. Sale, zucchero, curcuma, coriandolo. Ma Coriandolo. questa è a carnevale. Gli Andri tengo fam. Farò come adorano. Per l'acqua lì, posso? Sì, non c'è. Va, faccia così, voglio. Guardate qua, vi dedico questo morso. Ma non lo giuro, stare in un mondo sommerso di alette di te lo giuro. Non sono manco capace di organizzare quella sfida che voglio fare con Napoli YouTube. Voglio fare la sfida del Napoli YouTube 500. 1000 alette? No, 500, cominciamo basso. 500. Solo io qua ne ho prese 50, ok. Mamma mia, guarda. Beh, una. Andrea. Ah, ma devo girare io. Oh, comunque questa salsa è buona, eh. È un po' piccante. No. È un po' piccante, Andrea. Quando mai? Ah, boh, A allora. me non piace piccante, è impossibile. Ma è piccante. La letta è piccante, stronzo. Va bene. Ma sto mangiando pure l'osso, perché dopo poi sono una cosa. 3 giri, bro. Devi veramente esce 10. Perché se no dopo pranzo. Per ammarare quando a mister a me. No, Andrea. Sì. Vai, fammi girare sta ruota. Vai. Ragazzi, fam. Ma ci ho mangiato una volta, ma ci ho mangiato. Ma no, quando rido se ti esce di nuovo 1-0. Ti prego. No, ti prego, Ti prego. Voglio vederlo proprio soffrire, vai. Allora, ho bonus almeno 3. Maro malus, mamma mia, quanto soffrire. Almeno 3. Almeno 3.
Almeno 3. Venga, fammi esagerare che sta mangiando pure un cartone. Ti prego. No, mannaggia la miseria, mannaggia. Una volta. Ti vedo anche quella più piccola. No, almeno una un po' più grande, maronna mi. Non ce la faccio. Fai perfetta al caso tu. Maro, ma che vai, guardate qua, cioè me ne sta prendendo tutte quante piccole. Ma queste sono, bravo. Cioè vogliamo fare un giro extra per te. Non posso. Ah, ti posso dare una mano, insomma, Andrea. No. Terzo giro. Uno. Terzo giro, 2 alette, mi sono mangiato 2 alette. 0-1-1. 0-1-1. Ottimo. Ma sta rote ma sta portando a farnuto. E devo girare pure io, godo! Allora, tu tra le alette di pollo e la carne che stai mangiando cosa preferisci? La fessa. Diciamo risposta perfetta. Anche per me, però in questo momento, ma al di là dell'alimentazione che stai seguendo. La letta, bro. Mamma mia. Però la carne è buona, eh? No, a parte di sì. Aiuto. Non è più sotto, diciamo. Diciamo di sì. Maronna. Comunque, la cosa, vuoi una patata? A voi? No, però mi fai rinunciare a qualche aletta. No, la più bruciata. Ma la patata bruciata, ma la poteva che la ma vabbè, venga fammi. Dai, ci sta, glielo concediamo. Mamma mia. Andrea, gira la ruota. Gira la ruota, Gira la ruota. Quarto giro. E Andrea. Com'è la canzone quella che cantiamo sempre? Sei la cosa più bella che indosso. Sei risorsa, sei il cielo e sei il mondo. Sei la strada che porta. Godo! Ma erano quasi 10. Però dai, 3. Uno. Ma pozzi tu qua, pozzi pigliare. Una, questa è bella. Questa è bella, voglio una pasta buona questa qua. Ok. 2 con annesso rutto. Questa è diversa rispetto alle altre. Questa è più piccola. Questa è la classica aletta del McDonald's, se ci fate caso. Ex aletta del McDonald's. Non ho capito ancora questa loro scelta di marketing. Vabbè. Ok. Eccola qua la prima. Io ci metto sempre un po'. Una salsa che mi è piaciuta, insomma. E che sa? Hai visto? Perla del giorno. Fatela io. Ma poi non lo so perché, te lo giuro, ho questo amore incondizionato per le alette. Cioè, tu ce l'hai per qualcosa. A parte la festa, ce l'hai qualcosa, cioè un lavoro incondizionato per un alimento in particolare? Cioè tipo così, capito? Io veramente, io mi starei tutto il giorno. Diciamo per i piselli magari un po'. Ma vabbè, la pizza, bro, è normale. Vabbè. L'arancino, cittadina. Che è un po' più vicino alla letta, diciamo, come alimento, perché tipo capi la pizza è troppo più grande. Queste capi proprio una sfiziosità, come si chiamano sul Mac. Si chiamavano sul Mac? Sì. Pasta e piselli con la carne macinata. Roba steppiselli, steppiselli. Spero che sto inquadrando bene e che siete tutto pure l'unto delle mani. Un po' tra le spurco. Madonna. Ti piace? No, ma troppo. Da qua. Tu aspettare però, sto bene partita. Ok. Sì! Godo! Questa è la bolletta. Altro po' di salsa. Sì, Andrea. Bella, eh? Oh, ma questo è l'ultimo giro, mo. Prossimo. Godo. Ma devo girare io? No, io. Ci hai girato tu? No. Signori. Mi dai tutte le volte che hai girato tu. Ha girato in dei pack. L'ultima. Guardate qua, io che cappuccione che tiene questa qua. Questa qua è la salsa che sarà appena messa. Ma la troppa carne comunque. Ma quella carne hanno messo, buonissime, però. Oh, mi lasciano poche salse. Ma può essere che te la lascio perché non mangerò più. Hai ancora tanta fame? Sì. Tanta proprio. Cioè se ne esce 10. Beh, se esce 10 posso pure dartene una a te, volendo. Ma ti immagini esce 10? Esce 10. Ultimo giro, signore. Vai. Ci siamo. Io ovviamente punto a 2 spicchi, che bonus è 10. Mal che vada 3. Ovviamente mi uscirà 0. Maro. Andiamo avanti buona, speriamo bene. Fermati bene, ruota. Ti prego. Ah, lo so io. Ah, no. Ma come facciamo? 6 aletti di pollo ce ne stanno andati 40 là dentro. Ma che facci? No, Andrea, te la sei pure leccata. Sì, no, anche io ho finito, abbiamo finito quasi. Abbiamo finito quasi, stanno 50 alette di pollo là dentro. Diciamo che Mirko e Mister ne usufruiranno. Diciamo che erano così. Ma è buona la salsa, Mamma mia, calma. No, allora mi dispiace. le diamo a loro. Me ne tutto qua, Andrea. Venga fame. Cioè io. Venga fame! Mamma Ma mia. godi della tua salsa è strafocante. Dammi il pane, ma cazzo pure rossa. Guarda la scarpetta, devo fare la scarpetta con la pelle della letta. Ma sei sicuro che non ne vuoi uno?
Sono, te lo giuro, No, già ho preso la salsa, non posso. Ho esagerato con la salsa. ero portato a fare un altro giro extra per te però. No. Va bene, vabbè. Oh, il bottino comunque positivo, diciamo. 6 alette di pollo ce le siamo mangiate qua. Andrea ci ha fatto compagnia con questa carne e le patate. Sì. Allora ragazzi, a me come video mi è piaciuto. Se volete altri video con la ruota, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E soprattutto se volete altri video con Andrea, mettete tanti like a questo video. Io aiuto! Ciao!